noi continuiamo a mischiare due ambiti. Uno è quello dell'accoglienza e uno è quello della sicurezza, che si possono intersecare, così come il tema della illegalità si può intersecare col tema dell'imprenditore che evade. Ma noi non abbiamo un problema di emergenza imprenditore, abbiamo emergenza evasori. Ma su 10 persone... E la stessa cosa è per i migranti, non c'è un'emergenza migranti. Oggi no, perché abbiamo dei numeri 8 volte più bassi del 2015. Non c'entra. Oggi non c'è un numero che crea un problema di accoglienza, c'è un problema di sicurezza di singoli individui che non sono arrestati. Su 10 migranti e non sono riconosciuti, perché non hanno il diritto di essere riconosciuti. Questo è per una serie di questioni, tipo la questura che manda la gente per giorni a casa senza dargli un certificato, si crea un sistema di... Su 10 migranti, purtroppo, che non riconosciuti, che vagano in giro, 8, dico 8 per non dire 10 su 10, devono vivere in qualche maniera, non essendo riconosciuti. Ecco dove si pone il problema. Sì, però il problema per quegli 8 non è che vanno a spacciare, il problema è quegli 8 che vanno a lavorare in nero in aziende italiane. Di persone non riconosciute si riversano, molti vanno anche all'estero, ovviamente non rimangono in Italia, ma quelli che rimangono in Italia non riconosciuti, il problema è lì. Ti faccio un esempio: quando noi abbiamo avuto una situazione di illegalità assoluta dentro la Cavarzerani, c'è stata un'occupazione, io credo sia l'unico caso in Italia in cui all'interno di un CAS, cioè un centro di accoglienza straordinario gestito dalla prefettura, lo sapevano tutti a Udine. Lo sapevate voi giornalisti, lo sapevamo noi politici, lo sapevano il prefetto, lo sapevano tutti. Noi abbiamo avuto un'occupazione illegale dentro la Cavarzerani di 150 persone, la cosiddetta moschea, lo sapevano tutti. Io una volta ho mandato un comunicato stampa dicendo, c'erano 300 persone per strada quella volta, migranti per strada. Ho mandato un comunicato stampa dicendo, dopo l'incontro parliamo di numeri, quindi. Parliamo di numeri. Quindi eccesso di migranti. 300 persone per strada, molti nella Cavarzerani, ma abusivi nella Cavarzerani, cioè nell'edificio per parte. Facciamo l'incontro, chiediamo una commissione. La commissione si fa in prefettura, dove non c'è il video, non voglio fare complottista, però nel senso non c'è il video di questa cosa perché non è in comune. A domanda diretta, non so se c'era anche tu forse in quella commissione, a domanda diretta della collega Peratoner, il prefetto non aveva risposto, replico la domanda, scusi, ci conferma se sono 300? Risposta sì. Mando il comunicato stampa al giornale locale più diffuso, non faccio il nome per fare pubblicità. Il giornale locale pubblica l'articolo con scritto 100 migranti. Allora capite che c'è un problema sistemico, perché se io ti scrivo 300 e tu mi scrivi 100 c'è qualcosa che non va?